Prima di dare il via a questo incontro pomeridiano, do alcune informazioni utili a livello logistico, a livello organizzativo. Dunque, per prima cosa provo a elencare una serie di punti di ristoro, visto che il tempo tra questo appuntamento e quelli che seguono è breve, non lunghissimo, quindi non vorrei rischiare che ci siano persone che si perdono per il paese alla ricerca di cibo. Allora, nei due bar del paese è possibile mangiare, addirittura a Sul Recreo qui vicino c'è la possibilità anche di assaggiare delle birre artigianali, sono aperte le pizzerie, di fianco alla biblioteca c'è Casa Addis, dove è aperta una mensa aperta a tutti, dove potrete incontrare anche gli ospiti del festival. E qui invece, qui vicino alla piazza, dietro alle scuole elementari, c'è un angolo magnifico, magico, dove potete gustare cose eccezionali, dolci e non solo, preparate tutti in casa. E in più di notte è possibile anche mangiare dei panini giù a Sullare, dove si tiene il racconto della buonanotte. Poi ci sono due info point dove potete acquistare le varie cose, magliette, libri, ciondoli che produce Perda Sonadora. È anche un modo per finanziare l'associazione che dà vita al festival, e non solo acquistando ma anche associandovi e potendo anche lasciare una piccola cifra se volete. C'è inoltre la libreria proprio qui dietro, tra la chiesa e questa piazza, dove sono presenti molte pubblicazioni di tutti gli ospiti che sono presenti qui al festival. Altra cosa, in biblioteca, sia di mattina che di pomeriggio, è possibile andare al piano di mezzo e ascoltare la registrazione che Tony Servillo ha fatto del romanzo Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Questa è una cosa che facciamo, che ci ha donato Radio Rai 3. Questa è una lettura che è stata fatta per la trasmissione ad alta voce ed è possibile ascoltarla, c'è questa lettura che va in loop. Mi è stato chiesto di dire una cosa molto specifica. Probabilmente c'è più gente, quindi ci sono anche più macchine, e è successo ieri sera che purtroppo alcuni scivoli che aiutano i disabili ad andare su e giù per il paese, soprattutto in chiesa, erano occupati dalle macchine. Chiedo di fare attenzione. Poi passiamo al programma, cioè vi ricordo i prossimi appuntamenti della serata. Ci ritroviamo dopo questo appuntamento qui in piazza alle ore 21, dove vedrete una piazza un po' insolita. L'abbiamo disegnata in un modo un po' particolare, perché ho chiamato una giovane ma potentissima attrice, veramente tra le più brave a livello nazionale, Licia La Nera, un'attrice di Bari che insomma conosco e il Teatro delle Abe frequenta e stima da molto tempo. Ho chiamato Licia a leggere delle favole. Vi invito caldamente a venire qui alle 9, perché ci sarà un'atmosfera un po' insolita rispetto ai classici appuntamenti del Capodanno. A seguire, subito dopo, sempre su questo palco, invece ci sarà il concerto di Reiseger con il tenore Concordo de Orosei. Per finire con invece la buonanotte a Sulare, che è una piazzettina che si trova giù qui, seguendo questa strada, scendendo il paese, si va avanti fino alle 2 e mezza di notte. Questa sera torna per il terzo anno consecutivo John Vignola,
a farci una delle sue lezioni meravigliose, piene di ascolti, di chicche che solo lui conosce, e ha preparato una lezione proprio a partire dal titolo di questa edizione, a voce alta. Quindi sarà un excursus dei vari cantanti, vari gruppi che hanno al centro del loro lavoro la voce. Passiamo all'incontro di adesso, ed è la nostra ospite, la nostra poetessa internazionale di quest'anno. Quest'anno mi è stata affidata, sapete, la direzione artistica, ma un festival non si fa da soli, ma si fa con la collaborazione di tanti, soprattutto qui a Seneghe, dove c'è grande ricchezza di belle teste, belle persone che conoscono gente, che conoscono mondo. Quindi grazie a Luca Manunza, che è un preziosissimo collaboratore del festival, è quello che realizza tutti i video ed è anche responsabile di tutta la logistica. Grazie a Luca Manunza siamo entrati in contatto, perché si conoscono attraverso l'Università di Napoli. Lea Nocera, che è venuta qui e ci parlerà e ci presenterà e intervisterà la poetessa kurda Bejan Matur, avvalendosi anche della traduzione di Giulian Saldo. Le ultime due cose, poi le invito a salire sul palco. Questa Bejan è, diciamo, perfetta come ospite straniero di quest'anno per due motivi. Intanto è una grande poetessa che è già stata in Italia, è affermata, e abbiamo il piacere appunto qui a Seneghe, ne parliamo da questa mattina, il piacere di ascoltare la poesia anche in altre lingue, in tutte le magnifiche lingue del mondo, che siano dialetti gli armeni definivano la loro lingua la tutta splendida, e questo vale per tutte le lingue del mondo. E in più perché va forse a concludere quel filone. Il Capodanno quest'anno è pieno di rivoli che si intersecano, quel filone che riguarda la poesia di guerra, che ha riguardato tutte le anteprime e la lezione di storia di ieri, proprio perché ci parlerà anche ci canterà il popolo curdo che si trova, sapete, nel crocevia di questa storia oggi, di questo orrore contemporaneo. Quindi invito a salire sul palco Lea Nocera, Bejan e Giulia. Un applauso, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio, sono molto felice di partecipare a questo festival molto bello, molto intenso, quindi ringrazio non solo Roberto Magnani ma tutta l'associazione Pedra Sonadora, e per me è veramente un grande piacere, anche un grande onore presentare qui Bejan Matur e le sue poesie. Con Bejan ci conosciamo già da un po' di tempo, è una poetessa kurda, molto nota a livello internazionale, molto attiva anche in una serie di network e organizzazioni che promuovono la poesia come strumento di pace, e ha scritto 10 libri, 9 raccolte di poesie e un libro reportage dove raccoglie testimonianze di guerrieri del PKK, e purtroppo però le sue poesie non sono ancora pubblicate in italiano, sebbene sia stata anche abbia già partecipato al Festival di Poesia di Genova un anno fa, e mentre il libro, questo qui di reportage sul PKK, è stato tradotto da Poiesis nemmeno un anno fa,
E abbiamo anche qui a fianco, appunto, come diceva già Roberto Magnano, abbiamo anche la traduttrice che è alla mia sinistra, che è Giulia Ansaldo, che aveva già tradotto molte delle sue poesie, e ha anche tradotto il libro Guardando dietro la montagna, che tra l'altro appunto è in libreria. E sono molto contenta che ci sia anche lei, perché anche stamattina si è parlato di traduzione e anche delle asperità o delle difficoltà che si incontrano nel tradurre la poesia, e in questo caso, come vedremo, è anche molto più particolare, perché Bejan è una poetessa curda che scrive in turco e che quindi ha fatto una scelta, che è anche una non scelta per certi versi, di scrivere in quella che non è la sua lingua materna, ma è comunque da sempre una lingua matrigna, che è comunque quella che ha imparato a scuola d'obbligo, di imposizione, e però con grosse difficoltà, perché è la lingua che non rappresenta il suo mondo dell'intimità, quello dei sentimenti più profondi, della casa, dei legami affettivi, e del mondo, dell'immaginario emotivo più lontano. E quindi è anche molto interessante, appunto, questo suo muoversi su una doppia direzione, cioè di scrivere in turco, essere curda. Questa è stata anche una scelta che a volte le è costata dure critiche in Turchia. E, tra l'altro, cioè, se sempre gli scrittori e i poeti sono portatori in qualche modo del mondo da cui vengono, e quindi anche dei conflitti e delle violenze dei mondi a cui appartengono, è vero che con lei, con Bejan, e con appunto tutta la questione curda che infiamma il paese e questo popolo oramai da più di un secolo, e diciamo entriamo proprio nel vivo anche di quella materia infiammante. E qui appunto rubo la definizione che stamattina aveva dato Franco Nasi alla poesia: siamo nel vivo di quella materia infiammante che è la poesia e che è la lingua. Avevamo pensato di costruire così questo incontro. In realtà io vi dirò appunto ancora altre poche parole, e poi lascerò la parola a Bejan Matur, che leggerà le sue poesie, che introdurrà e leggerà le sue poesie in turco, e a Giulia lascio l'onore, visto che ho avuto anche l'onere in passato di leggere la traduzione. Volevo appunto semplicemente dire ancora alcune cose, diciamo, su quella questione della lingua, e perché appunto dicevo una scelta, una non scelta, perché in qualche modo comunque rappresenta anche quello che è stato volutamente, intenzionalmente, il capovolgimento di un'imposizione, cioè lo stravolgere quello che era stato un obbligo legato all'annullamento, perché in Turchia è stato a lungo negato, e ancora oggi di fatto, anche se non nominalmente, viene negata e comunque stigmatizzata la lingua curda. È stata a lungo negato la possibilità e anche proprio lo stesso riconoscimento di un'altra lingua, che è una lingua completamente diversa dal turco, proprio per ceppo linguistico, per sonorità, proprio per termini, per immagini. E quindi lei, scegliendo di scrivere in turco, in qualche modo ha rovesciato quella imposizione che le era stata imposta, e ha piegato lei quella lingua che era usata come strumento per piegare lei invece dallo Stato, ha piegato lei la lingua sulla sua intimità, e quindi un'azione contrapposta a quella che era la violenza di Stato, e che appunto veniva e viene perpetrata anche attraverso la repressione della lingua. Per cui appunto anche qui troviamo la poesia in quella forma di a voce alta, no? Che è il titolo di questa edizione del festival, che è un modo di costringere appunto all'ascolto anche di una storia, di storie, e di una necessità anche di resistere, ma anche di raccontare diversamente, anche utilizzando una lingua che invece è lingua anche di storture e brutture, per raccontare dei mondi, anche delle bellezze.
in questo poi lei lo dice anche, no? E lo dirà probabilmente successivamente, lei dice: io scrivo, in realtà poi io sono conosciuta all'estero perché vengo dalla Turchia come curda, ma che vengo dalla Turchia, sono conosciuta per le mie poesie in turco, ma in realtà io scrivo di curdi e io scrivo del mondo curdo, io scrivo di temi e scrivo come se pensassi in curdo, e quindi in qualche modo uso la lingua turca però per parlare di un mondo che viene negato, e quindi infatti ci sono poi vedremo che torneranno anche degli elementi che sono degli elementi pieni della sua poesia, in primo luogo la montagna, che è anche il titolo appunto di questo reportage, le montagne del Kurdistan. Le montagne del Kurdistan sono un elemento fondamentale che appartiene a ogni individuo e a ogni famiglia, perché le montagne sono il simbolo del Kurdistan, ma sono anche il luogo dove andare, dove non andare, dove vanno i guerriglieri, che appunto lo Stato a lungo ha chiamato i curdi come i turchi di montagna, negando così anche il loro nome. È la terra quindi di appartenenza, però anche una terra di paure, è una terra dove ci vivono i lupi, è una terra dove avviene la guerriglia, ed è quindi anche una terra, anche lì, madre e matrigna, e queste montagne sono sempre molto presenti nelle sue poesie. E poi ci sono le parole, proprio per quello che dicevo sulla lingua, le parole, quindi sono le parole che si dicono, le parole che non si dicono, i silenzi che dicono molto, perché ci sono momenti in cui non si può parlare, e quindi già il silenzio in realtà è molto significativo, ed è molto legato alla conoscenza, il sapere, non sapere. Il sapere è anche legato a una tradizione atavica, che sono le tradizioni che si tramandano, che è stata quel modo per resistere e per mantenere delle narrative lungo nel corso degli anni, che in qualche modo mantenevano i fili di una storia, di una popolazione, e anche quindi di fili che sono di amicizia, di amore, ma di legame con un territorio di fronte appunto invece a una pesante oppressione. E infine poi appunto lascio la parola. Spesso ritorna il fuoco, quindi quella materia infiammante, in realtà trova anche proprio espressione vera nel fuoco, nei rossi, nelle fiamme. E il fuoco, anche questo è un simbolo anche di grande vitalità per i curdi. Non a caso il Nevroz, che è il Capodanno dei curdi, si festeggia accendendo dei grossi fuochi sui quali si salta, e queste fiamme di questo fuoco disegnano anche le tonalità della poesia di Bejan Matur, dove appunto i chiaroscuri sono dettati soprattutto dal riverbero che fanno le fiamme, quindi non sono più i bianchi e neri, ma sono soprattutto rossi e neri. Il rosso però è anche il rosso del sangue, delle armi, e i neri sono sia l'oscurità della notte, ma sono anche i momenti più cupi della violenza subita, della violenza a cui si partecipa, e anche però dell'oscurità appunto di un'intimità. E quindi io, dopo questa introduzione, lascio la parola a Bejan Matur, che poi tradurrò io, e nelle sue, ora che parlerà, le poesie le leggerà Giulia Ansaldo. Grazie. I don't know which language I start. In English, Turkish, Kurdish, okay, Türkçe. Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Prima di tutto voglio salutare tutti quanti e darvi il benvenuto. Ben son 20 yıldır dünyanın pek çok yerinde şiir festivallerine davet ediliyorum. Ama çok azında eve gidiyormuş duygusu yaşadım. Sardinya'ya gelirken biraz öyleydi benim için. Çünkü ben Akdeniz'de doğdum. Ben kendime hep Akdeniz Kürdü diyorum. Dice: sono 20 anni che frequenta molti festival di poesia e non si sente mai a casa veramente come si è sentita ora in Sardegna, anche perché lei stessa si definisce una curda del Mediterraneo, e qui ha sentito molto forte un sentimento di vicinanza.
Tabii bunun biraz politik bir yanı da var. Dilsiz bırakılmış olmak, kenarda kalmak. Kürtlerin hikayesini az çok biliyorsunuz. Ben Kürdistan'ın güneybatısında bir Akdeniz'e yakın bir köyde doğdum. Ve aslında bütün şiirim oradaki dünyayı, gördüğüm doğayı, oradaki gizli dili çözümlemek üzerine kurulu. Bütün şiirim onu anlatıyor. Biraz zor. No, no. Dice, poi non è, c'è anche un lato un côté politico in realtà, perché trova delle affinità in realtà tra la sua storia e il fatto e la Sardegna, il fatto di essere spesso considerati come un mondo a parte, separato, e anche di avere una lingua un po' nascosta che non si riesce, che la gente cerca di capire e di interpretare ma non riesce. E poi il Kurdistan appunto è nel sud-est della Turchia, quindi è separato, è lontano diciamo dal centro, e quindi trova queste affinità che le hanno fatto piacere anche di più questa cosa di essere in Sardegna. Ben şiiri başlangıçta hep müzik olarak duyarım. Nota yazmayı bilseydim herhalde şarkı yazıyor olurdum, beste yapıyor olurdum. Bir ses duyuyorum ve o ses bana kalemim, kağıdım varsa şiir olarak dönüyor. Ve onun üzerinde bir besteci, bir heykeltıraş gibi çalışarak özünü bulmaya çalışıyorum, özünü kavramaya. Biraz kendimi müzisyene, biraz da arkeolog ve heykeltıraşa benzetiyorum şiirle ilişkimde. Ha detto, quando scrive le poesie è come, si sente un po' come un compositore, perché fa molta attenzione, anche quando ascolta, fa molta attenzione alla sonorità e alla musicalità delle parole, e spesso cerca di riprendere questa musicalità, e quindi il suo scrivere di poesia è un po' come tra il comporre e la scultura, scolpisce le parole per rendere una musicalità. Çünkü şiir özünde edebiyat aslında bir şeyi anlatır. Bir yer, bir şey. Aslında adını tam koyamadığımız, sanat aracılığıyla, müzik, şiir aracılığıyla, sezgilerimizle hissetmeye çalıştığımız bir yer. Orayı aramaktır aslında şairin yaptığı ya da müzisyenin yaptığı. Ben de onu yapmaya çalışıyorum ve şiir uğraşımda şimdi size biraz sürpriz olacak. Başka türlü bir okuma yapacağım, okumanın sonuna doğru. Burada böyle bir sürprizle sizlerle aslında başka bir dili tanıştırmak istiyorum. Allora dice che la poesia per lei è sempre un modo di cercare un qualcosa, un luogo ignoto, ed è quindi questa continua ricerca di trovare questo luogo che la spinge a scrivere. Infatti anche la letteratura, non solo la poesia, per lei è così, e proprio per questo ha riservato per il festival una piccola sorpresa per la fine di questo incontro, perché vuole appunto farvi conoscere un'altra lingua, una nuova lingua, che è stata anche la sua ricerca di questi anni. Şiirle başlayalım. Cominciamo con le poesie. Evet, sonra konuşmayla devam ederiz. Sorularınız olursa da severek cevaplamaya çalışırım. Abbiamo scelto per questo incontro diverse poesie, cioè prese da raccolte diverse, scritte in periodi diversi. Le prime due sono prese dalla raccolta che si intitola ha lo stesso nome del titolo di questo incontro, cioè Figli cresciuti dalla luna, ed è una raccolta scritta nel 2002, e appunto la prima poesia è intitolata proprio così, Figli cresciuti dalla luna. Ayın büyüttüğü oğullar, bize kanlı bir uykunun bir kardeşlik sabahı başlatacağı müjdelenmedi. Cinayetten dönen kardeşiniz gölgesini gizlediği duvarların ötesini görür, ellerini yıkar ve sizi dünyada bir söz olarak bırakır. Sessiz bir törenle iç geçirme arasında duran yerde gömdüm onları.
ölü oğullar, kurban hepsi. Sanki onlara kurban oluşlarını hatırlatmak için var yeryüzü. Yüzleşiyoruz, sızlanmaya başlayan bir çırpınmada yeter diyorum. Gidin ve öldürmeyin. Ağzımda kesik bir gülüş, kabus olmalı. Bir cinayetten dönen kardeşim korkutuyor beni. Kanlar içinde uyanıyorum, terliyim. Aç gözlerini, tırnaklarını acıyan yerlerine bastır. Biri var mı göğsümü mendiliyle silecek? Kardeşim bir cinayetten dönüyor, karanlık dehlizlerden, siyah paltosu ve gözleriyle. Ona benzemeyeceğim. Gece ayaklarımız okşandı ve büyük dağları geçeceğimiz söylendi. Karlarla bekletilmiş büyük dağları geçtik. Bahçede ilk gün keskin bir çizgiyle yan yana duran 3 yıldızı gördük. Mutlak, yol açıcı. Bakmak istiyorum ayaklarına dedi eğilen bir ses. Onlara bir daha görüşemeyebiliriz demedim. Hepimiz biliyorduk. O da oğullarını yedi ve onları bir sese kapattı. Kolu yok kiminin, kimi kör. Kardeşlik eski bir masalın bilgisinde kaldı. Kardeşlik acımaydı. Figli cresciuti dalla luna. Non c'era stato annunciato che un sonno di sangue avrebbe inaugurato un mattino fraterno. I vostri fratelli che tornano dalla mattanza vedono l'ombra nascosta al di là delle mura. Si lava le mani e vi lascia nel mondo come parola. Li ho seppelliti con cerimonia silente nel luogo che siede in mezzo a un sospiro. Figli morti, tutte vittime, come se la terra esistesse per ricordare loro di essere vittime. Facciamo fronte. In uno spasmo che comincia a gemere, basta, dico, andate e non uccidete. Nella mia bocca un riso spezzato, deve essere un incubo. Mio fratello che torna da una mattanza mi spaventa, mi sveglio nel sangue, sono sudata. Apri gli occhi, fa colpire le unghie laddove fa male. C'è forse qualcuno che asciughi il mio petto con un fazzoletto. Mio fratello torna da una mattanza, da gallerie d'oscurità, con il cappotto nero e i suoi occhi, non potrò somigliarli. La notte ci venivano massaggiati i piedi e ci veniva detto che avremmo attraversato le grandi montagne. Abbiamo attraversato le grandi montagne attese con le nevi. Il primo giorno in giardino vedemmo 3 stelle ferme fianco a fianco in una linea netta, infallibile, l'inizio del viaggio. Voglio guardare i tuoi piedi, disse una voce rotta. Non dissi loro che avremmo potuto non vederci più, lo sapevamo tutti. Quella montagna mangiò i suoi figli e li chiuse in una voce, chi senza braccio, chi cieco. La fraternità è rimasta nella saggezza di una favola antica. La fraternità era compassione. Akdeniz. Bu şiiri Sard dilinde şarkı söyleyen Antonio'ya adamışım. 99 yılında Montpellier Lodev'de şiir festivaline davetliydim. Orada bir müzik grubuyla tanıştım. Sardinya'dan geliyorlardı. Sì. Ora sta per leggere una poesia il cui titolo è Mediterraneo ed è dedicata a questa dedica ad Antonio che canta in sardo e ora sta spiegando perché c'è questa dedica. Onların müziklerini dinlerken işte sizler gibi sırada otururken o kadar etkiledi ki beni müzikleri. Daha doğrusu müzikten çok koro ve koronun hani şarkılarını söyleyen Antonio'nun kolları kesikti ve yanlış hatırlamıyorsam madenci şarkıları söylüyorlardı, folklorik şarkılar. Ama sesinde çok büyük bir acı vardı. O acı bir ağıt gibiydi ve bana biraz Guernica resmindeki, Picasso'nun resmindeki o dilsiz acıyı çağrıştırmıştı.
Ve Antonio'nun kolunun olmayışı biraz onu Venüs'le benzettirdim. Akdeniz, tarih, mitoloji, oradaki acılar, dilsizlik, pek çok arka teması var. O anda yazılmış bir şiir bu. Müziği dinlerken yazılmış bir şiir. Nel 99 era stata invitata al Festival di Poesia di Lodève in Francia, vicino Montpellier, e in quell'occasione aveva assistito a un concerto di un gruppo proveniente dalla Sardegna, in cui c'era appunto questo coro di un gruppo folcloristico, in cui c'era questo signore Antonio che cantavano in sardo, e se non ricorda male era un gruppo che cantava canzoni della miniera, di minatori. Ed era questo signore, gli mancavano entrambe le braccia, e però dice aveva un suono, la sua voce aveva un suono così profondo che sembrava un'elegia, era un canto così profondo che la emozionò moltissimo, perché sembrava venire veramente da un luogo molto profondo del suo animo. E tanto che si era emozionata, stesso ascoltando quei canti e quella musica, compose questa poesia a cui poi non ha più rimesso mano. Akdeniz. Annenin ve Tanrı'nın zulmünü hatırlatan, adalara saklanmış, bir rahme kapatılmış çocuklar. Hepsi sakat ve utangaç. Arkalarını dönüp şarap içiyorlar. Tıkanıyor boğazları ve hala o eski Tanrı'ya inanıyorlar. Bu gövdeler benziyor mu taşlarına onun? O taşlarını parlatıp güzelliği yontarken ve onu kesik koluyla bırakırken, aşkın tanımlı bir yerinde güzellik, kesik koluyla eğilmiş yeryüzünü düşünüyor. Eski deniz çürümüş oğullarıyla hesap sormaz, yaşatmaz da. Sadece taşlara hayat var orada. Zulmü hep taze kalmış, bu yüzden unutulmamış bir anne. Çocuklarını karartmış, yemiş. Kalbe değen tuzlu sular yakmadığında anne de, Tanrı da unutulacak. Mediterraneo. Nascosti in isole che ricordano la tirannia della madre e del Dio, bambini chiusi in un ventre, tutti infermi e diffidenti, voltati di spalle bevono vino, gli si strozza in gola e ancora credono in quel vecchio Dio. Somigliano questi corpi alle sue pietre, mentre lui fa brillare le pietre scolpendo la bellezza, lo lascia con il suo braccio tronco. La bellezza in un luogo noto dell'amore, con il suo braccio tronco, pensa alla terra piegata. Il vecchio mare, con i suoi figli putrescenti, non chiede il conto, non lascia vivere. La vita lì è solo nelle pietre, la tirannia sempre fresca. Perciò una madre non dimenticata ha annubilato i figli, li ha mangiati. Toccano il cuore le acque salate non arse, sia la madre sia il Dio saranno dimenticati. Biliyorum söylenmeyeni. Şimdi ben bir dağa bağlayacağım umudumu. Çünkü karşılaşmadır o, ihtimaldir. O dağda çocukluğun aklı, şefkati gizlenmiş. Bilmiyorum nerede bırakıldı gülüşün ve nerede yarım kalan bakışın. Yarı gömülmüş bedenin anlatıyor bana sürmekte olanı. Çünkü geriye bakmakla ben incindim. Bana geç verilmiş bir gerçek bu. Bir karşılaşmanın vereceği son şey. Ekinleri hatırlıyorum. Kesildiklerinde biz olmayı gösteren buğdayları. Kavaklar kıpırdıyordu o gün. Bütün sevinçleri havalandıran bir bahardı. Ne konuştuk bilmiyorum. Ama biliyorum söylenmeyeni. Söylenmeyen kavakların hışırtısında kaybolup gidendi. Kanımızda kıpırdayan da söylenmeyen. Ama öyle geç ki artık o dağa yürüsem de yok kimse.
Ne gece, ne ateş, beklemek de yok aramızda. Bir dağ var sadece. So quello che non hai detto. Adesso io legherò alla montagna la mia speranza, perché quella possibilità è l'incontro. In quella montagna dell'infanzia la mente, la tenerezza si sono nascoste. Non so dove sia stato lasciato il tuo sorriso e dove sia il tuo sguardo rimasto a metà. Il tuo corpo mezzo sepolto mi racconta l'evento che dura, perché a guardare indietro io mi sono ferita. Una realtà che mi è stata data in ritardo, l'ultima cosa donata da un incontro. Mi ricordo le spighe, quando erano tagliate, il grano che ci mostrava il nostro essere noi. I pioppi oscillavano quel giorno, levando in aria tutte le gioie. Era primavera. Non so di cosa abbiamo parlato, ma so quello che non hai detto. Quello che non hai detto era ciò che si perdeva tra i frusci dei pioppi. Si muoveva nel nostro sangue quello che non hai detto, ma così tardi che, se ora cammino su quella montagna, non c'è nessuno, né notte né fuoco, tra di noi neppure l'attesa, c'è soltanto una montagna. Kader Denizi, Akdeniz'de boğulan mültecilerle ilgili yazdığım bir kitabın şiiri. Bir tragedya şeklinde 4 bölümden oluşuyor. Burada sadece 2 bölümünü, kısa 2 şiiri okuyacağım. 2008 yılında yazmıştım. O zaman bu kadar bilinmiyordu. Bu kadar bu trajedinin ağırlığı bu kadar görünür halde değildi. O zaman fotoğrafçı bir arkadaşımla o bazı tekne gövdelerinden kesitler almıştı ve ben de bir şiir yazdım. Aslında çok felsefi bir şiir. Dünyada insanın yerini kaybetmesiyle ilgili bir şiir. Çünkü sanatın konusu da budur sonuçta. O yeri tarif etmek ve aramak. Odysseus'un hikayesi aslında. Allora, la poesia di prima era presa da una raccolta che si chiama Sondare, l'ultima montagna del 2015, mentre ora leggerà 2 poesie che sono tratte dalla raccolta che si chiama Kader Deniz, che si è tradotto come Fato Mare e che è dedicata appunto al Mar Mediterraneo, ma soprattutto ai profughi e migranti che attraversano il Mar Mediterraneo e ci muoiono. È scritta questa, in realtà è scritta come una tragedia, sono in 4 parti e lei ora ne leggerà solamente 2 ed l'ha scritta nel 2008, quindi quando ancora diciamo la situazione era molto grave ma ancora non era diciamo ai livelli di gravità di oggi, e soprattutto aveva accompagnato, e in particolare qui aggiungo io, diciamo così, in Turchia ai tempi non se ne parlava ancora di migrazione come invece si fa da quest'anno, e aveva accompagnato un suo amico fotografo che era andato a documentare i corpi recuperati e quindi ha scritto questa poesia subito dopo. È una poesia che lei ha definito con una vena filosofica, in cui ci ha voluto anche vedere in questo viaggio, il viaggio di Odisseo, un viaggio appunto alla ricerca di una meta ignota e che però appunto finisce in maniera tragica. Kader Denizi. Bir hikayesi var elbet. Her biri bir dağ başından, taşın ülkesinden her biri. Şimdi buradayız, durmamız söylendi. Ama neden rüzgar kesiyor yüzümüzü? Bakışımız neden acıyor? Yıldızlardan olduğunu söylüyorlar. Her birimizin teninde yıldız ışığı. Akıyoruz, akıyoruz aşağılara, derine, en derine gidiyoruz. Biz düştükçe deniz açılıyor, varlığa açılıyor deniz. Fato Mare. C'è una favola, certo, ognuna dai piedi della montagna.
dal paese delle pietre ognuna. Adesso siamo qui, ci è stato detto di fermarci, ma perché il vento taglia le nostre facce? Perché il nostro sguardo brucia? Dicono che sia stato per le stelle, sulla pelle di ognuno di noi, la luce delle stelle. Scorriamo, scorriamo verso il basso, nel profondo, andiamo nel più profondo. E mentre noi cadiamo si apre il mare all'esistenza. Şimdi deniz yosunlarının bekleyişi, mercanların sabrı eşlik edecek kemiklere. Kemikler suyla yıkandığında başlayan ses mutlak olanı çağırıyor. Çünkü taşın hakikatine ulaştı omurgamız, çözüldü varlıktan. Şimdi bir melek ölümleri kaldırıyor, yüceltiyor ölümleri ruhuyla. Tanrı'ya söylenecek söz ve yakılacak ağıt hazır. Şimdi melek kanatlarıyla süzülüyor üzerimizden. Bu deniz dua denizidir, varlık denizidir bu deniz. Hep öyleydi. Adesso l'attesa delle alghe, del mare, la pazienza del corallo accompagnerà le ossa. Lavando le ossa nell'acqua, la voce che comincia chiama l'assoluto evento. Perché la nostra colonna ha raggiunto la verità della pietra, si è separata dall'esistenza. Adesso un angelo solleva i morti sublima con la sua anima. La parola che verrà detta a Dio e il lamento da pronunciare è pronto. Adesso l'angelo con le sue ali filtra da sopra di noi. Questo mare è il mare della preghiera, il mare dell'esistenza. Questo mare è sempre stato così. Şimdi sizi başka bir yere götüreceğiz. Başka bir sese. Çok başka bir sese. Ben yaklaşık 2 sene önce ilk defa Kürtçe yazmaya başladım. Ve henüz yayınlamadım bunları. Burası önce Kork'ta, İrlanda'da bu sene. Sonra Haziran ayında Berlin'de, şiir festivalinde. Burası da 3. olacak. İlk defa seslendiriyorum. Henüz Türkiye'de okumadım bunları. Benim okurum çünkü Türkçe yazdığımı biliyor ve bütün kitaplarım Türkçedeydi şu ana kadar. Ben anne dilimde, ana dilimde yazmaya başladım. Şöyle oldu. Londra'daki South Bank Festivali'ne davetliydim 3 sene önce. Orada kapanış okumasını yapmamı istediler. Durs Grönbey'le beraber. Onu yaparken şiirlerimi okudum ve sonunda izleyicilerin çoğu gelip işte elimi sıkıp tebrik edip ah ne güzel Türkçenin sesi ne hoşmuş, ne güzel yumuşak bir tınısı var Türkçenin, böyle bilmiyorduk gibi bir tepki gösterdiler. Orada ben bir tür hüzün hissettim çünkü o ses sadece Türkçenin sesi değil, benim şiirimdeki ses. Onun içinde benim Kürtçem var, anne dilim var, duygum var, anne duygum var. Ve bir gün hani izleyiciye Kürtçenin sesini de duyurmam gerekir. Bunu Kürtçeden esirgememeliyim. Bu bana da iyi gelir. Düşüncesiyle yola çıktım, New York'a gidiyordum uçakta. Geldi, 4 şiir yazdım, şimdi onları okuyacağım size. Atlantik'in üzerindeyken uçakta yazdım ve şimdi onları toparladım. Bir iki arkadaşımdan destek istedim çünkü benim Kürtçem yeterli, yani Türkçem gibi değil tabii ki. Bunlar ilk denemeler. Ama sanırım sınıfı geçtim. Kürtçeyi iyi bilen arkadaşlarım okudular ve çok da şaşırarak tepki gösterdiler, sevindiler. Ben de çok mutlu oluyorum. Benim için Kürtçe yazmak bir tür terapi gibi, iyileşme gibi. Anneye gerçekten dönüş gibi. Açık kalmış yarayı kapatmak gibi. Siamo giunti qui quindi al momento della sorpresa. Vuole presentare qui 4 poesie che ha scritto in curdo. 2 anni fa
prima non aveva mai scritto in curdo, e 2 anni fa si trovava al Festival Curdo di Londra, e lì in chiusura l'hanno sentita parlare in curdo e le hanno fatto i complimenti, le hanno detto che aveva un'altra voce quando parlava in curdo, che aveva una voce molto dolce. In turco? In turco. In turco, e poi dopo le hanno detto, e poi questa cosa le è venuta in mente quando ha incominciato a pensare che però in curdo lei ha un'altra dolcezza, che è la lingua della madre, e c'ha appunto c'è il sentimento proprio materno che le ritorna, e che quindi era necessario che cominciava a riscoprire questa lingua e provare a scrivere in curdo. Soltanto che per lei era molto difficile, perché la sua conoscenza del curdo non era ampia e strutturata come quella del turco, che aveva in turco. Si è cimentata, si è messa a scrivere, dice, mentre era in volo sull'Oceano Atlantico, e non era sicura di riuscire ad esprimere veramente, tant'è che poi ha chiesto anche a dei suoi amici curdi di leggere, e dice però credo di aver superato questa prova, perché sono piaciute, sono state apprezzate, e dice per me è stato molto importante, ho capito quanto fosse importante scrivere in curdo, perché è stata una sorta di terapia, anche una terapia di guarigione, per uscire appunto dall'oppressione, e per anche riscoprire quel mondo appunto della madre, quel mondo molto intimo, che invece non aveva avuto spazio. Ora legge appunto 4 poesie, la prima volta che le legge lei in pubblico. Bisogna innanzitutto i suoi lettori non le conoscono ancora, perché non sono state pubblicate, e soprattutto i suoi lettori sono abituati a leggerla in turco, e quindi già questo, diciamo, sarà un momento di stranezza. In Turchia non si sa ancora, che lei non è ancora saputo il fatto che lei abbia scritto in curdo, e l'ha presentata prima di qua in altri 2 posti, in Irlanda e a Berlino, al Festival della Poesia di Berlino, quindi altri 2 festival, però in questa occasione è la prima volta che le legge in prima persona, in pubblico, insomma, e quindi ora le lascio. Maskirini Manshitarago Kumara Manshtarago Besekina Chavete Maskirinata Mina Kujubara Peravala Vira Navmada Dahat Zanil Estim Debim Katuchui Estenana Benim Chia Hina Chia Serve Barf Chia Tene Ez Dizanım Etemin tim de got, ego merdizanın jinan ji bere de birkirin. Ez mezgirneta dizanım, nav zamanan da, nav vahtan da. Dilite yetici kula, dilite yetici kulu havas, barjimi go, riyuhlati hentu nebu, şeveraş hentu nebu, من برجگو ام هنتو نبون هزگرن هبو تنه هبو تو هبو برای هر تشتکی تو هبو. Prima di leggervi la traduzione che abbiamo fatto, dobbiamo dire che io sono traduttrice dal turco, non dal curdo, e è deontologicamente inammissibile normalmente di tradurre da una lingua di passaggio. Ho delle attenuanti. La prima è che la versione turca di queste poesie, il cui originale avete appena sentito in curdo, è che è stata fatta da Bejan stessa, quindi anche la traduzione in turco è un originale, possiamo dire.
La seconda è che Biagiam aveva piacere di leggerli qui in questa occasione, quindi è uno sforzo fatto per proprio questa giornata. E la terza è che non siamo completamente digiune dal curdo, quindi con un testo a fronte in parallelo abbiamo potuto realizzare queste traduzioni. Sguardo. Io non ti ho detto di andare, io ti ho detto di restare. I tuoi occhi, i tuoi sguardi, dalla notte dei tempi in qua, sono noti tra noi. Ho sempre detto, se te ne vai, non resterò sola. Ci sono le montagne, montagne dalle cime innevate, soltanto montagne. Io so, mia madre lo diceva sempre, quello che gli uomini sanno, le donne l'hanno dimenticato da tanto. Del tuo sguardo io so, dentro i tempi, dentro le distanze. Il tuo cuore è colmo di dolore, il tuo cuore è colmo del tuo dolore e passione. L'ho già detto da tempo, quando del giorno la luce non c'era ancora, quando della notte il buio non c'era ancora, l'ho già detto, quando noi non c'eravamo ancora, c'era la mare, c'era la solitudine, c'eri tu, prima di ogni altra cosa, c'eri tu. شب راشا منی دلیده شب راشا منی گبر بنی گله از دزانم گوتنیده از دزانم چوینیده منی شاوه دلیمن هر تشتکی دگیری سر دلیمن منی شاون بری بیرانا. Notte. La notte è scura come il tuo cuore. La notte è scura come pietra in fondo al lago. Io so le parole del tuo dire, so anche del tuo andare. Come la notte è il mio cuore, mentre tutto piange. Il segreto del mio cuore è più spesso dell'oscurità in fondo al pozzo. Excited about this. In Turkish I never feel like that. Türkçe'de hiç böyle hissetmiyorum. Kürtçe okurken çok heyecan veriyor bana, tuhaf. Çocuksu oluyorum yani. Sono molto emozionata, dice questa cosa non mi succede mai quando leggo in turco, invece quando leggo in curdo mi sento una bambina, mi sono molto emozionata. با گزرا ویل داخل جچیاین دور سیاکا تانه بوینه ادریج دبل حتی مالی من دریمنی بکریه دلیمنی بکریه هر تشتکی باطنی از دبیم خیر هاتی بسرخا بدستخا بچاونخا از دبیم خیر هاتی با خیر هاتی. Vento. Un vento leggero trasporta l'ombra della solitudine dalle montagne lontane fino a casa mia. La porta è aperta a quel vento, il mio cuore è aperto. Qualunque cosa porti il vento, benvenuto dico. Con la testa, con le mani, con gli occhi, dico al vento. Benvenuto vento, benvenuto. Bu son şiir. Bunun bir hikayesi var, anlatmam gerekiyor. Bu şiirleri yazdıktan sonra New York'tan dönüşte Maraş'a gittim köyüme, annemin yanına. Ve çok heyecanlıydım. Çünkü annem eğitim Türkçe'de görmek zorunda olduğu ve onun zamanında eğitim imkanı olmadığı için okuma yazma bilmiyor. Sadece Kürtçe konuşuyor annem. Türkçesi çok zayıf. Biz daha çok Kürtçe konuşuyoruz. Ve benim şiirimi anlamıyor, yazdığım şiiri. Çok az şey anlıyor.
İlk defa onun anlayacağı bir şey yazıyordum ve paylaşmak istedim. Koşa koşa. Anne dedim, ben artık Kürtçe'de yazıyorum. Bana böyle çok tuhaf bir şeyle baktı. Böyle gözünün içinde bir başka türlü bir duygu ve ışık vardı. Şaşırarak, biraz inanmayarak, nasıl dedi. Evet dedim, oku o zaman dedi. Böyle heyecanla okumaya başladım anneme. Bu şiire gelince, ismi Çahba bunun. Şiiri okuduktan sonra annem dedi ki sen Çahba derken kendi etrafında dön anlamında mı kullanıyorsun yoksa giden birine gelme diyorsun, geri dönme diyorsun dedi. Ben dedim ki giden birine dön diyorum. O zaman dedi Çahba olmaz, vegere demen gerekiyor dedi. Annem editörüm oldu. Türkçesi benden daha iyi ve şiir duygusu da eminim daha iyidir. O bir şair çünkü bence. Öyle, bu bir tamamlanma aslında, anneyle buluşma. Sadece ana dilde değil, anneyle de buluşma. Questa è l'ultima poesia, quella che sta per leggere, e c'ha una sua storia. E quando aveva scritto queste poesie in curdo tornava da New York in Turchia e andava al paese suo di origine dove abita la madre, anche Maraş, questa cittadina, ed era molto emozionata perché la madre non sa né leggere né scrivere, dato che l'istruzione obbligatoria era in turco, lei non c'era mai andata. Per cui non parlava nemmeno turco, parla pochissimo turco e tra di loro parlano solamente in curdo e quindi di fatto la madre non aveva mai potuto leggere le sue poesie in turco perché non le capiva. Quindi quando ha scritto queste poesie in curdo era molto emozionata e è andata correndo dalla madre perché finalmente aveva qualcosa da farle leggere. E gliel'ha detto la madre, e la madre l'ha guardata in maniera stupita, stranita, dicendo va bene, leggi. E così lei ha cominciato a leggere questa poesia con grande emozione e alla fine il titolo di questa poesia è Torna, detto così, no? Torna, c'è una parola però in curdo che è Çahba, e la madre allora le ha chiesto ma come hai usato questa parola? In che senso hai usato questa parola Çahba? Nel senso che è un giro che stai facendo o è un ritorno diretto? E lei ha detto no, io intendo che sono andata in un posto lontano, sono tornata e sono ritornata indietro, insomma, è un ritorno. E la madre ha detto no, allora hai sbagliato, non devi usare Çahba, devi usare Vagara, un'altra parola. E quindi diciamo questa cosa l'ha fatto molto sorridere perché la madre è diventata il suo editor praticamente dopo tanto tempo che lei scriveva poesie però allo stesso tempo appunto è stato anche un ritrovarsi e per lei è stato un vero e proprio completamento ritrovare una sua pienezza, di ritrovarsi con la madre, appunto attraverso la riscoperta del curdo. Torna. Mia madre dice, torna, 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 vienimi vicino. Mia madre dice, lontano, no, non andare. Le montagne lontane sono piene di lupi. La paura ha stretto i nostri cuori, ma le nostre montagne sono senza paura. Bununla bitiriyoruz Kürtçe'ye Çahba'yla. Çahba ve gere. Dake mene de be Çahba, Çahba, Çahba. Verendemin. Dake mene de be Mara, Mara, Maradur. Çiye tışı gurun. Tırskete edileme. Le çiyayeme ne tırsın.
Diciamo, qui in realtà noi avevamo pensato che volevamo lasciare uno spazio poi anche a delle domande o degli interventi se ci sono. Devo dire due cose, diciamo così. Mi dispiace, io ringrazio molto Bejan Matur, anch'io mi sono molto emozionata a sentirla per la prima volta leggere in curdo, e devo dire che è molto importante in questo momento, lo è sempre stato, ma è molto importante in questo momento perché la Turchia sta attraversando un periodo molto scuro, si è ritornato indietro perlomeno di 30 anni, tra gli anni 80 e gli anni 90, e chi sta pagando il prezzo più alto sono nuovamente i curdi, ma sono anche gli intellettuali, gli scrittori che continuano ad andare in carcere in questi giorni. La letteratura e la libertà di espressione, di pensiero e di parola è quella che appunto viene schiacciata in primo piano. Per cui del resto infatti Bejan Matur non torna più in Turchia, è oramai diventata di tutti a pieno effetto nomade e deve, appunto, l'ha detto anche di dire, lei stessa è tornata in qualche modo in una condizione di esperienze vissute in passato molto dure. Io non ho dato tutte le note biografiche all'inizio, oltre a dimenticare, diciamo, dei dati tecnici come il fatto appunto che è tradotta anche in 30 lingue eccetera. Uno dei motivi per cui avevo anche fatto così attenzione a sottolineare questo uso della lingua, questa doppia direzione, è perché Bejan ha cominciato a scrivere in turco dopo che è stata in carcere per un anno all'età di 19 anni, alla fine degli anni 80, in una delle prime ondate di repressione contro gli studenti universitari, e lei faceva parte di un gruppo appunto di curdi, di un movimento studentesco curdo di Ankara, ed è rimasta un anno, appunto con torture eccetera. Diciamo, la Turchia ha una abbastanza nota da questo punto di vista, e la sua scelta, lei poi ha scelto, insomma, dopo ha ripreso la scelta di scrivere poesie anche in modo, diciamo, catartico, per in qualche modo rielaborare questa esperienza. E questo credo che appunto oggi siamo tornati in una situazione che, sebbene, diciamo, formalmente dal punto di vista normativo sia diverso, perché appunto ci sono una serie di convenzioni e di leggi in Turchia approvate che hanno cambiato anche insomma, anche non c'è più la pena di morte, però di fatto, insomma, nella pratica si stanno verificando nuovamente delle situazioni molto molto gravi e pesanti. E quindi vabbè, volevo semplicemente aggiungere questa cosa, perché penso che alla luce di questi eventi e anche il fatto che Cabudan abbia deciso di invitare Bejan Matur come ospite penso che sia particolarmente ammirevole e importante. Poi in realtà con Giulia alcune cose le ha già dette, non so se voleva anche così in chiusura aggiungere giusto due note da traduttrice, così questo lavoro difficile che c'è da fare appunto con questo rapporto controverso con una lingua, e visto che era qui, diciamo, mi farebbe piacere appunto che in breve ci raccontassi queste cose, e poi appunto lasciamo un po' di spazio se qualcuno di voi ha voglia di intervenire, altrimenti appunto salutiamo Bejan dopo. Grazie. Grazie. No, in realtà pochissime cose. Un po' ce l'ha ricordato stamani nel bell'intervento Franco Nasi, che le poesie non si spiegano e non si possono spiegare. A maggior ragione in questo caso mi sembra che le poesie che abbiamo ascoltato da Bejan siano già abbastanza parlanti nella loro forza immaginativa, nei loro simboli, e nel tradurle è un po' questo che mi succede, nel senso è chiaro che c'è una lingua che sta dietro alle poesie, ma prima della lingua c'è
ci sono delle immagini che ricorrono spesso, un po' le abbiamo viste prima con Lea, sono le montagne ad esempio, sono le montagne come un paesaggio che non fa da sfondo, è un paesaggio che è vivo, è un paesaggio che è protagonista, perché le montagne non sono semplici, non sono vuote, in questo caso le montagne sono vive e hanno un ruolo di primo piano nella cultura curda. Quindi queste immagini che ritornano e che si ripetono, anche questo tema è stato toccato stamani, la ripetizione crea un ritmo. Quindi nel tradurre più che la lingua è importante far emergere queste immagini e farle suonare, farle cantare. Quando studiavo traduzione, uno degli insegnanti, un gran traduttore dal coreano, Patrick Morus, ci diceva di imparare a memoria le poesie verso per verso e poi senza guardare il testo di scriverle, perché questo suono che era nelle orecchie, quindi a alta voce, doveva venire fuori prima della lingua, chiaramente. E questo l'abbiamo già detto, l'ha già detto Bejan, l'abbiamo ascoltato stamani nell'intervento sulla traduzione, l'alta voce, il suono che riviene. Il resto l'avete sentito, io non vorrei aggiungere altro, vorrei, come ha detto Lea, se magari avete delle domande da fare. Grazie. Non è una domanda, vorrei solo esprimere una mia sensazione che credo sia anche degli altri. Quando ha letto le poesie in curdo, non so se sia merito della lingua o della sua emozione, ma anche noi abbiamo percepito una maggiore dolcezza ed emozione. Condivido. No, ma semplicemente che credo che ci siano tante domande, però imparerete presto che i seneghesi amano farle nei crocevia delle strade o al bar, ma vi sommergeranno di domande, quindi ancora un grazie veramente di cuore a Bejan, a Lea. E invece di nuovo rinvito tutti quanti questa sera qui in piazza per una eccezionale serata tra le favole di Licia la Nera e il concerto di un musicista di fama mondiale come Reiseger e il concordo e il tenore di Orsay. Buona cena a tutti! Aspetta un po', Paolo. No, che c'è? Dove vai? Ma infatti penso. Ah, vedi, questi che sono È vero, Luisa. abbiamo messo piatti di plastica, l'insalata. Ma una cosa in giro. Stavo guardando, guarda là.